Ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Veneto 1 da Mattia Zanardo, il nostro spazio ormai consueto di approfondimento sui temi della politica e dell'attualità, dedicato al percorso verso l'indipendenza del Veneto e questa settimana ne parliamo con Alessia Bellon, socia fondatrice di Indipendenza Veneta, appunto il movimento che persegue questo scopo, imprenditrice che è nostra ospite nei nostri studi e quindi ringraziamo e salutiamo innanzitutto. Buongiorno dottoressa Bellon. Buongiorno a tutti. È ormai imminente, fra pochi giorni si terrà un importante avvenimento, appunto un importante passaggio proprio in questo percorso verso l'indipendenza veneta. È uno dei primi passaggi in questo cammino, che sarà appunto la seduta straordinaria del Consiglio regionale del Veneto dedicata proprio all'indipendenza del Veneto. La seduta è stata fissata il prossimo 28 novembre, la risoluzione tra l'altro è stata firmata da 42 su 60 dei consiglieri, quindi anche un consenso, come si dice, bipartisan. Ecco, allora, cosa rappresenta e cosa avverrà in questo Consiglio regionale? Allora, il Consiglio regionale del Veneto, che si terrà il 28 novembre, è un consiglio storico, di portata storica, che segna un passaggio chiave nel percorso per l'indipendenza del Veneto. Per la prima volta all'interno di un organo eletto democraticamente dai veneti, i consiglieri potranno discutere tra di loro e scegliere se chiedere ai veneti, chiedere l'opinione dei veneti, chiedere ai veneti se sono favorevoli all'indipendenza del Veneto. È un passaggio chiave storico e chiedo a tutti veramente il 28 di novembre di essere lì in grande attesa del risultato di questo Consiglio regionale. Come io mi ricordo, faccio adesso mente locale a un altro episodio che mi tenne sulle spine anni fa. Fu quando mia mamma mi svegliò dal letto una mattina di maggio e mi ha detto: c'è della gente sul campanile in piazza San Marco a Venezia, e tutti stavamo lì cioè io mi ricordo con grande stupore, guardavo questa gente sopra il campanile e dicevo: ma cosa vogliono fare, ma cosa succederà poi? Ecco, quell'evento che in qualche maniera aveva quasi il sapore di poter in qualche maniera, no, cambiare le sorti della storia del Veneto. Secondo me il 28 di novembre ricalcherà quella portata storica, cioè sarà un evento di cui tanto poi se ne parlerà a valle. Ecco, quindi Alessia Bellon, non solo una pur importante affermazione di principio della autodeterminazione, della possibilità di autodeterminarsi, ma come diceva appunto proprio anche un avvio concreto di questo percorso. Questo è quello che voi vi aspettate da questo Consiglio? Sì, la risoluzione 44, che è una risoluzione per cui si è adoperata proprio Indipendenza Veneta e sottoscritta da 42 consiglieri per l'appunto, è una risoluzione che chiede e dà un mandato ben preciso al Presidente del Consiglio regionale e a Luca Zaia, il governatore, di sondare tutte le vie e le strade istituzionali per realizzare nel più breve tempo possibile il referendum. Organizzato questo referendum, fate bene attenzione, con il benestare delle Nazioni Unite e dell'Unione Europea, quindi due organizzazioni che saranno che daranno, diciamo, l'ok e garantiranno, potranno monitorare quindi questo referendum. E tutto ciò sta a garanzia della democraticità di questo evento e soprattutto, ricordiamoci, per la prima volta dopo quasi 150 anni il popolo veneto viene richiamato per potersi esprimere liberamente sul suo futuro.
Molti si sono assunti, si stanno assumendo la paternità anche di questa iniziativa. Indipendenza Veneto ha puntato fin dall'inizio, proprio anche in virtù, come dire, dei suoi principi fondativi di seguire un percorso democratico e legale verso l'indipendenza, ha puntato proprio a questo passaggio istituzionale in Consiglio regionale. L'idea è nata proprio all'interno delle file di Indipendenza Veneta e ricordo chiaramente quando a gennaio di quest'anno, quindi non tantissimi mesi fa, abbiamo avuto l'idea di raccogliere le firme, quindi di iniziare proprio con i gazebo, di raccogliere le firme nelle piazze per capire quante persone davano la propria firma a favore dell'indipendenza. Con nostra sorpresa in 4 mesi abbiamo raccolto 20.000 firme che poi sono state consegnate appunto in maggio a Luca Zaia direttamente, quindi all'interno della sede istituzionale della Regione Veneto. Incontro con Luca Zaia a cui anch'io ho partecipato e quindi quel giorno Luca Zaia, ecco, mi è sembrata una persona contenta di ricevere queste firme e lui stesso ha detto io so cosa c'è nel cuore dei veneti e so che i veneti questo chiedono a me da tantissimo tempo. E lui ci ha detto proprio: mostratemi la strada, mostratemi come possiamo fare. Cos'è? Sì, è vero, Indipendenza Veneta è l'organizzazione che proprio sta dettando i passi. La cosa importante e la cosa che per noi è inaspettata è quanto entusiasmo e quanto cuore stanno mettendo i veneti in queste iniziative. Noi come Indipendenza Veneta non avremmo mai potuto fare tutti questi passi se al nostro fianco non c'è l'entusiasmo e la determinazione del popolo veneto, se alle nostre serate non partecipano, e come invece sta succedendo, 400, 500, 600 persone, se i gazebo non vengono a firmare, se agli incontri e alle nostre continuiamo quindi ad aprire sezioni che vanno ad organizzare proprio le attività locali. Quindi la forza del progetto e tutti i passaggi vengono ogni volta affermati e portati al successo grazie alla collaborazione dei veneti stessi. Ci sono anche dei sondaggi che dicono che la sensibilità e il favore dei veneti verso l'indipendenza e verso questo nuovo possibile assetto istituzionale è in crescita. Voi, ce lo diceva poc'anzi, poi lo riscontrate anche sul terreno, nel sentire comune, insomma, con la gente che viene ai molti gazebo che il movimento sta attuando, organizzando proprio in queste settimane, perché lo ricordiamo, avete raccolto 20.000 firme, ne state raccogliendo ancora, ecco, quindi i cittadini che si avvicinano, che opinione vi danno, che feedback vi portano? Sì, c'è questa sensibilità e c'è soprattutto tanto entusiasmo. I veneti stanno passando da quell'umore un po' nero che era sì, sarebbe bello, ma non me lo da far. Questa è la classica frase che esce dalle persone che vengono ai gazebo, all'entusiasmo di poter partecipare e di poter dare un contributo ad un'attività che è legale, democratica, pacifica. Questo è proprio l'asset fondamentale della nostra azione. Il consenso sta aumentando in maniera incredibile, soprattutto stanno aumentando sensibilmente il numero di veneti favorevoli all'indipendenza. Siamo passati proprio da un sondaggio che abbiamo fatto a inizio anno, un sondaggio scientifico, quindi studiato con dei campioni telefonici, che ci ha portato a un risultato per noi allora un buon risultato, che era un 53% dei veneti favorevoli all'indipendenza. I sondaggi che sono stati effettuati qui tra ottobre da alcuni quotidiani online, quindi dal Corriere, dal Gazzettino e anche dal TG Verona Online, hanno fatto la stessa domanda ai veneti, cioè se vogliono l'indipendenza del Veneto, e qui arriviamo a cifre tra il 66 e il 92% di favorevoli. Quindi un crescendo
fantastico di persone che aderiscono all'iniziativa. Alessia Bellon, tra i fondatori di Indipendenza Veneta, il movimento che persegue appunto l'indipendenza della nostra regione in maniera legale e pacifica, e il cuore appunto della vostra strategia, ce lo accennava lei poco prima, è questo referendum. Lo stesso Consiglio regionale insomma deve esprimersi sulla possibilità di dare voce a quei veneti di cui appena dicevamo molti ormai chiedono questa maggiore indipendenza. Ci vuole, come dire, una consultazione istituzionale formale. Ecco, il referendum. Ci sono però anche delle voci contrarie, ad esempio anche gli stessi consiglieri regionali, alcuni come Lucio Tiozzo del PD oppure Antonio De Poli dell'UDC, che hanno detto sì, possiamo discutere finché vogliamo dell'indipendenza, dell'autodeterminazione, ma poi il referendum non si potrà fare perché è anticostituzionale, è illegale. Ecco, come stanno le cose secondo voi? Allora, chi ancora afferma che il referendum di autodeterminazione è illegale ignora alcuni passaggi fondamentali. Ignora prima di tutto che la Costituzione italiana non ha la meglio su tutto, e vale a dire che lo Stato italiano, che è all'interno dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, ha sottoscritto dei trattati internazionali, tra cui anche il trattato appunto il patto di New York del 77, patto che prevede appunto la libertà, la possibilità per un popolo di chiamare un referendum di autodeterminazione. Quindi già nel 77 l'Italia ha sottoscritto questo trattato, e questo trattato internazionale quindi è sopra la Costituzione italiana, quindi è la Costituzione italiana che in realtà non lo prevede, ma in realtà l'Italia si conforma, no? L'articolo 10 della Costituzione dice che l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale, e una norma di diritto internazionale, proprio ce ne sono ben due, prevedono quindi questo tipo di referendum. E non solo, il referendum di autodeterminazione è un referendum che sta proprio nel diritto naturale dell'uomo, vale a dire che è un diritto imprescindibile che nessuno può negare, cioè qualunque Stato, qualunque organizzazione potrà redigere qualunque tipo di legge, ma non potrà mai uccidere questo diritto, che è un diritto di tutte le genti del mondo. Quindi a maggior ragione, tra l'altro, il Veneto lo ha come diritto perché è un popolo, ed è un popolo riconosciuto tra l'altro anche dalla legge italiana, e in forza di questo, quindi riconosciuto come popolo, può chiamare lo stesso Consiglio regionale del Veneto può chiamare il popolo veneto ad una consultazione. Signora Bellone, lo Stato unitario italiano non garantisce più il popolo veneto, per questo appunto bisogna fare un referendum per capire se i veneti effettivamente vogliono ritrovare la loro indipendenza? È una chiamata di libertà, quella che noi, una chiamata di libertà, cioè chiediamo ai veneti di volersi esprimere sul loro futuro, e quindi i veneti possono per la prima volta dire: noi vogliamo restare all'interno dell'Italia e continuare, no, su questo all'interno di uno Stato che sta affondando, che ogni giorno sempre di più affonda e ci porta appunto a questo declino, o iniziare a costruire una nuova strada. Per noi la nuova organizzazione, la nuova Repubblica Veneta porta appunto non solo una ventata di libertà, ma soprattutto la possibilità per noi finalmente di poter costruire il nostro futuro, di finalmente di essere liberi, di far rifiorire la terra veneta, di poter dare stimoli, no? Di poter vivere un periodo di crescita
cosa che ora c'è negato all'interno dello Stato italiano per tutti i problemi che noi sappiamo, cioè dei problemi della giustizia, della burocrazia, dell'altissima tassazione, dell'inefficienza del sistema clientelare mafioso, problemi che viviamo anche qui in Veneto, no? Quotidianamente. Quindi questo è il fatto, cioè non si tratta solamente di fare un piccolo Stato qui in Veneto, è l'opportunità di dare vita a una rinascita culturale. E allora ci avviamo verso la fine di questo nostro appuntamento dedicato all'indipendenza del Veneto. E a proposito di appuntamenti, appunto ricordiamo naturalmente questo Consiglio regionale straordinario in materia di indipendenza che si terrà, è stata fissata, quindi è ufficiale la seduta il 28 novembre. L'augurio che arriva da Indipendenza Veneta, dal movimento, è anche quello poi appunto che da questa seduta si esca con un pronunciamento ufficiale. Voi Alessia Bellon lo attenderete, o comunque insomma sarete pronti per una analisi diciamo a caldo dei risultati di questo consiglio già subito, già dalla sera stessa, vero? Sì, noi dalla sera stessa siamo tutti raccolti a Tezze sul Brenta, quindi il 28 di novembre alle ore 21, Hotel Pigalle. Ci aspetta una serata carica in cui tra l'altro nostra ospite e invitato ufficiale è Mara Bizzotto, europarlamentare, che già ha posto diverse interrogazioni proprio in Parlamento europeo a difesa della libertà di consultazione dei veneti, quindi via referendum. Quindi noi già ci aspettiamo che mercoledì 28 ci sia già una votazione in Consiglio regionale del Veneto, e comunque quindi sicuramente 28 sera siamo tutti a Tezze sul Brenta, replichiamo il 29 a Treviso al Teatro Eden, ore 20:45. Questo sarà un appuntamento clou per Treviso, che già ha visto un mese e mezzo fa una grossa serata molto partecipata dai trevisani con circa 500 persone in sala. Quindi puntiamo molto anche su questo evento proprio per nuovamente fare l'analisi di ciò che è del risultato del 28 del Consiglio regionale, e anche iniziare la nostra strada qui nel comune di Treviso, che già c'è un bel gruppo che politicamente si sta muovendo. Un motivo in più per partecipare a questa serata, a questo evento del 29, appunto, oltre all'analisi, insomma al dibattito sul Consiglio regionale e sugli sviluppi futuri del percorso verso l'indipendenza, c'è poi anche come dire un traguardo anche più immediato, che è quello delle comunali, perché c'è un appuntamento elettorale importante a Treviso, nel comune capoluogo, il prossimo anno, con il rinnovo dell'amministrazione municipale, una corsa in cui Indipendenza Veneta vuole partecipare. Sì, vogliamo partecipare proprio perché a Treviso nuovamente si ripropone il vecchio. Continua a riproporsi una vecchia logica partitica, le solite persone, i soliti ragionamenti, e quindi è arrivato il momento di cambiare e portare un rinnovamento. Su questo noi stiamo lavorando come gruppo, proprio perché Treviso ha bisogno di una grossa spinta di rinnovamento. E allora sicuramente seguiremo questi due eventi, Consiglio regionale da un lato, percorso verso le elezioni comunali di Treviso dall'altro. Intanto noi siamo giunti alla conclusione di questo nostro spazio. Ringraziamo Alessia Bellon per essere stata nostra ospite, socia fondatrice di Indipendenza Veneta. Grazie Bellon. Grazie a tutti voi e buona giornata. E un saluto anche da parte mia a tutti gli ascoltatori, l'invito rinnovato a continuare a seguire i programmi di Radio Veneto 1.